un messaggio, c'è stata una sentenza che ha restituito a questa famiglia, famiglia di una bambina disabile a causa della malasanità. E Benedetta ci vuole parlare, ci vuole mandare un messaggio. Sentiamola. Benedetta è la mamma di Eleonora. Sono qui oggi a ringraziare Alessia ed Eleonora per lo spazio che ci avete concesso per dar voce al nostro dolore, dove nessuno ci ha mai dato spazio per farci sentire. E sono molto felice perché finalmente, grazie al mio avvocato Mario Cicchetti, che è stata la spalla sulla quale ci siamo appoggiati per 9 anni, è riuscito finalmente a ottenere la giustizia che giustamente dovevamo avere. Finalmente avremo qualcosa dei soldi per riuscire a pagare, ad affrontare le spese economiche che in questi anni nessuno ci ha mai rimborsato e né tantomeno ci hanno mai aiutato. Quindi riusciremo a pagare i debiti che abbiamo dovuto accollarci per far fronte a queste spese. E soprattutto sono dispiaciuta oggi a non essere con voi per abbracciarvi e per ringraziarvi insieme, festeggiando questa grande vittoria per noi molto importante. Ma Eleonora è a casa con la febbre e chiaramente non mi era possibile muovermi. Vi vogliamo bene e vi ringrazio ancora con tutto il cuore per tutto lo spazio che ci avete dato. Grazie Eleonora e grazie Alessia. Ma grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi per esserci, per essere così forti, dei genitori così coraggiosi, per affrontare queste battaglie. Noi siamo felici di essere al vostro fianco, a combattere insieme. Grazie. A voi. Virginia, però ora questa famiglia chiede delle cose, perché è vero che è stata ribaltata la sentenza, però non è finita. Loro sono proprio degli eroi, nel senso che hanno gestito questo dramma causato, come si è visto in questo processo, dal fatto che le ginecologhe per tutto il giorno non hanno neanche visitato la mamma, senza capire che la bambina nasceva diviso invece che nella posizione corretta, quindi dovevano fare il cesareo. C'era un medico precedente che aveva detto che dovevano fare il cesareo, non l'hanno voluto fare fino a mezzanotte. La bambina è nata con dei gravissimi problemi neurologici ed è una bambina, l'abbiamo vista, una bella bambina, e hanno causato loro questo problema. Da subito l'assicurazione aveva fatto fare una perizia, da subito la ASL l'aveva fatto fare e aveva riconosciuto tutto questo. Sono 9 anni che non possono